Buonasera a tutti. Vi ringrazio di essere qui presenti anche questa sera. Questo è per noi il terzo incontro del ciclo che abbiamo organizzato in onore di Andrea Segre e che poi naturalmente inizi a questo proposito avrà altre cose anche da aggiungere a quello che vi sto per dire. Io comunque ho preso un po' il microfono, devo scusa professor Cavaglione Vinzi, perché oggi per noi della Fondazione Ghilardi è anche un giorno triste, nel senso che stamattina ci sono stati i funerali del professor Giulio Pozzan, che è il nostro vicepresidente. Solo la settimana scorsa era stato riconfermato in questa carica, però purtroppo ci ha lasciati qualche giorno fa. Oggi appunto ci sono stati i funerali. Credo che voi conosciate, ho sentito parlare, almeno il professor Giulio Pozzan, i giornali locali hanno definito in onore di Nobel, quindi sicuramente un grande scienziato, professore universitario dell'Università di Padova, patologo, biomedico, ha fondato il VIM di Padova. Il VIM è l'istituto di ricerca praticamente finanziato anche con l'aiuto di tutti noi. Se ricordate, solo un anno fa abbiamo portato un libro di Mario Costreo, e nel vendere questo libro tutti i soldi che abbiamo raccolto li abbiamo anche noi versati Mario Costreo li ha versati al VIM. Giulio Pozzan è stato un grande professore, un grande scienziato. Sicuramente la sua opera, che ha coinvolto tanti collaboratori, tanti colleghi, tanti studenti, rimarrà un segno indelebile dell'evoluzione scientifica dell'Università di Padova, l'Università di Padova è anche molto dedicata. Quindi il nostro pensiero per la Fondazione Ghilardi oggi è rivolto anche al professor Giulio Pozzan, che ci ha lasciato. Io credo che la nostra partecipazione a questo gruppo debba essere convinta della sua partecipazione, purtroppo non negli ultimi tempi, soprattutto a causa della malattia, al nostro consiglio di amministrazione, che veniva qui all'ufficio della Fondazione Piazzola, e insomma, era sempre ricca di spunti, sempre nell'ambito del campo medico, che era un po' la sua, diciamo così, arte, la sua conoscenza specifica. Ed era membro del consiglio di amministrazione appunto per questo, perché la Fondazione Ghilardi, come magari potete anche sapere, ha due, diciamo così, branchi principali di attività. Una è quella della sanità, l'altra è quella appunto della musica. Lui era un po' il responsabile del settore, diciamo così, ecosanitario. Quindi a maggior ragione per noi oggi viene a mancare una preziosa collaborazione, una prezioso aiuto, ecco, che ci aiutava a realizzare eventi, programmi, eccetera. Nel 2018 lui organizzò, abbiamo aiutato ad organizzare con Emiliano Parini un convegno appunto sulla validità dei vaccini. Era presente Bianco, oltre al professor Pozzan, c'era anche il professor Padù, che è il presidente del Forte dell'AIFA, ed altri medici, scienziati e medici che si sono contraddistinti tra l'altro nel periodo della pandemia e del Covid. Ed erano tutti qua presenti in via Contarini, appunto a rinforzare anche la cultura del vaccino, per dire noi primi esprimiamo questa partecipazione, in modo particolare il nostro pensiero va anche la signora Carla Scaroni, che è medico, professore universitario, per lei, che ha tra l'altro organizzato sempre in via Contarini un evento, un convegno sul problema della tiroide, una endocrina, endocrinologa, grazie Isabella, endocrinologa, e quindi voglio dire, ecco, a tutta la famiglia di sostanza noi teniamo il nostro cordoglio. Prima di passare la parola alla Sonia Finzi, volevo anche così evidenziare che domani mattina, sempre in via Contarini, nella Galleria delle Conchiglie, ci sarà un nostro evento che ha come titolo Movimenti Sonori,
armonie relazionali nello scoprire dei ritmi vitali. In sostanza il rapporto fra il suono nella nostra vita, il suono che viene detto la musica, adesso io la faccio estremamente sintetica, però insomma è un evento che noi facciamo, ripetiamo da anni, ripetiamo nel senso che lo proponiamo ogni anno nelle sue articolazioni, e praticamente ha come centro eterno la musicoterapia. Quindi è fatta dall'Università di Lugania, quindi con l'Università di Padova, quindi con i neuropsichiatri e psichiatri appunto, che operano in questo contesto padovano. E da anni che facciamo questo evento e quindi domani mattina lo riproponiamo nell'edizione 2022. Quindi chi fosse interessato, come sempre il prezzo è libero, per le consiglie dalle 8:30 ad 1, poi anche nel pomeriggio, ma in sostanza dalle 8:30 ad 1 la parte principale dell'evento. Detto questo, io cedo il microfono alla Sonia Finzi-Gretta, che è una collega del Consiglio di amministrazione della Fondazione, che ci ha dato una mano anche a organizzare questo ciclo di eventi, vista la sua natura propensa alle relazioni, alle sue conoscenze, essendo anche lei stessa ebrea, quindi è di Venezia. Avete sentito la volta scorsa che il ruolo che ha avuto, diciamo, il ghetto della realtà ebraica a Venezia, quindi lei è veneziana, quindi a maggior ragione ha portato il suo contributo nell'organizzazione. Non so se non limitata nel dimensionamento della sua figura, ma se ti ho ridimensionato o dimensionato ti do il microfono e poi risparmiati come vuoi. Ovviamente ringrazio il professor Cavallone che ha voluto accogliere questo invito che abbiamo rivolto qualche mese fa, quando magari qualche problemino di salute ce l'aveva, dobbiamo immaginare, ma lo vedo in forma e in forza stasera, quindi mi auguro che anche per lui la serata sia piacevole e piacevole. Visto che non era mai stato professore superiore, quindi gradito ospite, piacevole superiore. Ecco, allora grazie Dino, naturalmente mi associo anch'io come consigliere di nuova nomina, direi, da poco mi sento già molto ben inserita in questo ambiente che ho trovato molto colto, siete molto preparati e come organizzatori, uscendo un po' dal consiglio di questo momento, sono Sonia Finzi, che è della Venezia, membro della comunità ebraica dell'Università di Venezia. Faccio i complimenti per aver proprio avuto l'idea di organizzare un programma come questo, organizzandolo con l'AMPI, perché sono tutti i partecipanti, allora l'associazione di AMPI, l'AMPI, l'associazione APS con varie sponsorizzazioni, cioè voglio dire, Piazzolla che ha la villa e tutto quanto può essere anche vista come un piccolo centro del Padovano che invece ha tutta questa energia di programmare che è veramente da lodarsi. Cioè io lo faccio come non considero in questo momento, perché ho visto anche la vostra partecipazione che è veramente generosa e preparata. Ed è molto importante naturalmente che in questo periodo, che non è dei più allegri, ci sia un pubblico così che possa anche portare di fuori un po' l'idea di cosa è stato l'ebraismo, che ancora oggi è circondato da parecchia ignoranza. Ringrazio moltissimo il professor Cavallone, con cui ci siamo ricordati che in fondo tanti anni fa sindaco Massimo Cacciari, ci siamo incontrati perché Massimo Cacciari, e adesso mi faccio un po' ridere, siccome si iniziava allora a organizzare le prime giornate della memoria, pare che abbia detto qualche volume per la Sonia Finzi, che mi ha affidato l'organizzazione di tutte le giornate del Comune di Venezia fino a un certo punto. Cosa molto interessante perché il collegamento cittadino è veramente una cosa incredibile. Per cui il professor Cavaglione è stato il nome che mi è venuto in mente e che ho suggerito insieme a Gardner, comunque ce l'avevo nel cuore, perché secondo me è uno dei maggiori storici dell'ebraismo in Italia. E adesso leggo brevemente le righe e poi vi leggo la sorpresa che avrete, nel senso che sono riuscita a avere
un contatto con la senatrice Segre e ci ha mandato una mail molto bella che vi leggerò, per cui abbiamo anche questa bella cosa, uno dei maggiori storici dell'ebraismo italiano, e un saluto di Liliana Segre. Ecco, per continuare un momentino, il professore insegna all'Università di Firenze e nel consiglio di MEIS, non so se voi sappiate cosa sia il MEIS è questo museo direi no, praticamente quasi no, diciamo, assolutamente voluto mi sembra da Franceschini, e lui è del consiglio scientifico nominato da poco nella città di Ferrara. Naturalmente uno storico anche che scrive ampiamente, e poi deve essere anche bello questo libro che io non ho letto della verità, ma l'ho leggerò più presto, quello della bellissima famiglia, per cui anche avere questo approccio di giovani, il verismo. La resistenza, sì. La Libro perché resistenza. ce l'ha anche. C'è giusto. Ce l'ha anche, quindi sono particolarmente felice. Ecco, allora io adesso vi leggo il discorso di Liliana Segre, che un po' ha recepito quello che io ho spiegato di quello che il professore aveva interpretato questa sera e di cui io anche mi sento parte come famiglia, nel senso che la mia famiglia, Guetta, Finzi, Guetta soprattutto, ha preso viva parte alla cultura veneziana della fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento, per cui anche ho preso delle fotografie, non so se serviranno, di due posti dove nomi di ebrei della cultura importanti dell'epoca appaiono, cioè il Museo Correr da una parte, la lapide della Fenice che è rimasta stranamente indenne, il Teatro La Fenice che è stato tutto bruciato come voi sapete, però la lapide penso che sia riuscita a sopravvivere, dove tra i fondatori del teatro, i parchettisti, c'era mio bisnonno Vittorio Philippe, i Treves, i Fenton Lavà, tutti i nomi dell'ebraismo che è veneziano, è anche un ebraismo di origini internazionali come tutti noi. Il professor Cavallon ci spiegava prima che anche lui è legato alla Francia, come parlerà. Ecco, per cui questo è un po' l'idea che volevo darvi di cosa poteva essere la vita dell'uscita dal ghetto nei primi anni dell'Ottocento, dove Venezia, tra Guggenheim, Treves, eccetera, eccetera, Levi e così via, era un fiorire di grandissimi interessi in tutti i campi della cultura. Allora, veniamo esattamente alla nostra. Saluto della senatrice Liliana Segre agli organizzatori della rassegna Piazzola Reggia Incontra, notturno 2022 di Piazzola sul Brenta. Cara signora Sonia Finzi, gentili organizzatori della Fondazione di Erasmus e di ETA APS, cari amici dell'AMPI, caro Alberto Cavaglione, signore e signori, sono profondamente commossa che abbiate voluto dedicare a me questo interessantissimo ciclo di incontri, davvero dispiaciuta di non poter essere presente, ma la mia età è di dominio pubblico e la stanchezza per i molti e faticosi impegni, gli ultimi dei quali sono a tutti voi noti, me lo impediscono. Voglio esprimervi il mio applauso e il mio grande apprezzamento per un'iniziativa importante e necessaria che con l'intervento di eminenti studiosi apporta nuovi e preziosi tasselli alla conoscenza e alla consapevolezza del legame profondo e delle continue e quotidiane interconnessioni fra la vita degli ebrei d'Italia e quella dei loro concittadini così evidenti nella vostra regione. Proprio in Veneto la presenza ebraica è stata particolarmente fiorente in tanti secoli della Repubblica di San Marco, che hanno compreso l'importanza di un'armonica coesistenza delle diverse comunità, introducendo leggi e decreti che andavano ben oltre i limiti della tolleranza in un'epoca di oscurantismo e persecuzioni in quasi tutta Europa. Con poche altre luminose eccezioni, non a caso tutte italiane. E se il ghetto di Venezia è divenuto non del tutto precisamente sinonimo di segregazione,
Non dimentichiamo che l'Università di Padova è stata per secoli la sola in Italia aperta agli ebrei, dalle quali sono usciti medici illustri così famosi da essere chiamati a giurare principi e papi in una regione di confine esposta agli eccessi della controriforma. La Repubblica di Venezia, con una legislazione illuminante e attenta al rispetto delle minoranze, è riuscita a temperare il potere della Chiesa Cattolica, tanto presente nella vita della popolazione, da assumere i pelati e far proprio lo spirito di laboriosità e di solidarietà sociale così forte in queste terre di costruttori, artigiani, di emigranti che hanno portato nel mondo l'immagine migliore del popolo italiano. Lo facciamo, se no distruttivo. E nei momenti bui della più recente persecuzione antiebraica, straordinaria è stata la generosa dedizione di persone di ogni ceto sociale, dei appartenenti alle istituzioni civili e cattoliche, nonostante i rischi mortali, non hanno esitato a portare soccorso, nascondere e aiutare a fuggire gli ebrei placati dalla barbarie nazifascista. Vede un programma molto ricco e originale, già nel primo incontro, che declina grandi eventi storici dell'8 e 900 attraverso figure dell'ebraismo veneziano che vi hanno avuto parti rilevanti. E poi il grande dibattito interno all'ebraismo combattuto anche nel nostro paese, fra osservanza rigorosa della tradizione ed apertura alla modernità, la storia millenaria delle tante comunità ebraiche che si è intersecata con le complesse vicende delle città e degli stati italiani, fino a focalizzarsi su vicende del vostro territorio come il bombardamento della ferrovia a Piazzale sul 30, da cui passavano i convogli dei deportati. Ed infine riflessioni sui tanti motivi che rendono non facile essere ebreo, per i dilemmi e le contraddizioni di chi è portatore di due identità e di due culture, oltre che per l'attitudine al dibattito interno e all'autocritica, così tipicamente ebraica. Questa sera Alberto Cavaglion parlerà dei rapporti fra ebraismo e cultura italiana, cui così tanti scrittori, artisti, filosofi, scienziati, mecenati ebrei hanno contribuito in un periodo che va dal 1815 al 1988 e mi interessa molto conoscere i motivi di questi aspetti. Il 1815 è l'anno del congresso di Vienna e l'inizio della restaurazione, per gli ebrei è segnato un ritorno al passato. Il 1988 mi dice meno, ma Cavaglion mi spiegherà le ragioni e sono certa che vi farà anche conoscere personaggi meno noti, storie particolari in modo brillante e affliggenti come lui sa fare. Vi saluto rinnovando l'apprezzamento per questa iniziativa che a me, che per tanti anni ha parlato ai giovani degli orrori del recente passato, del mio malgrado ho dovuto vivere, dona una sensazione di continuità, di riannodare i fili del discorso, la consolazione di constatare che nonostante tutto la nostra grande storia comune continua. Viviana Segre. Grazie per l'invito, per l'opportunità di essere con voi questa sera. Per me stessa è una prima uscita dopo un periodo semplicissimo, di ritrovare anche degli amici che non vedevo da parecchio tempo. Spero di non deludere le aspettative, lascio alla fine di sciogliere l'enigma del perché del 1978 per lasciare un po' di suspense in chi mi ascolta. Cercherò brevemente di condividere con voi un percorso nella storia della cultura italiana tra 8 e 900 sostanzialmente. Ma prima è necessaria una premessa metodologica per cercare di mettere in evidenza un nodo storiografico che a me sta molto a cuore, soprattutto come ex insegnante, come persona disposta a cercare di spiegare un problema molto complesso
come quello dell'antisemitismo, della presenza italiana nella presenza ebraica nell'Italia contemporanea, perché secondo me in questi ultimi tempi, e così comincerete a capire perché il 1988, in questi ultimi tempi l'attenzione anche nel mondo scolastico, anche nel mondo dell'opinione pubblica, i fari, le luci si sono concentrate soprattutto sul periodo 38-45, per le dimensioni della tragedia di quegli anni, per la catastrofe che per l'ebraismo e per l'Italia quel periodo ha rappresentato. È tutto vero, però chi fa storia ha l'obbligo di calare gli avvenimenti nell'arco del lungo periodo. E questi fari a lungo accesi sul periodo delle persecuzioni razziali della Seconda Guerra Mondiale hanno fatto col passare degli anni, soprattutto negli ultimi anni, hanno finito col far passare in secondo piano la complessità del problema, inducendo soprattutto i giovani a pensare che quello che si affacciava nella storia d'Italia dopo l'autunno del 1938 fosse qualcosa di nuovo, che non si era mai visto prima per dimensioni, per numero di persone coinvolte e soprattutto con un fenomeno totalmente nuovo. È un non detto che fa parte però dell'opinione pubblica e che va ridimensionato e va ricondotto nel fluire della storia almeno negli ultimi 2 secoli. Quello che si vede in azione a partire dal settembre del 1938 non è l'apparizione del nuovo sulla scena politica italiana, ma è la riapparizione del vecchio, dell'arcaico, che si pensava dopo 150 anni, più di 100 anni dall'unità italiana, che fosse stato completamente archiviato, e invece dalle viscere della storia, in modo inaspettato, con dimensioni propagandistiche, ideologiche, retoriche impressionanti per alcuni decenni prima, si riaffacciava e ritornava in auge. A uno studente che abbia un minimo di dimestichezza con i mezzi di oggi, di internet, è molto facile spiegare cosa questo vuol dire in concreto, affiancando il testo di un propagandista del regime che nel 1938 si scaglia contro uno scrittore ebreo, cancella i nomi degli scrittori ebrei dai libri che non potevano più essere pubblicati, affiancare la sua prosa a un testo di uno scrittore anche veneto, anche piemontese, anche toscano, che prima dell'età napoleonica, o poi ancora dopo, nella prima metà dell'Ottocento, si opponeva alla emancipazione, cioè alla concessione dei diritti politici e civili agli ebrei. I 2 testi, se affiancati, mutano per la lingua, perché la lingua italiana in quegli anni è cambiata molto, ma il contenuto, gli argomenti, l'opposizione, i pregiudizi, le immagini stereotipate sono assolutamente le stesse. Quello che noi possiamo osservare tra la rivoluzione francese, l'esperienza napoleonica e il Novecento è l'oscillazione di un pendolo. È un diritto che gli ebrei acquisiscono con i decreti di emancipazione dopo lunghi secoli in cui essere ebrei significava essere privi di tutti i diritti. Questo diritto viene concesso dall'alto per la prima volta da Carlo Alberto nello Statuto, non è una conquista dal basso. Per i valdesi come per gli ebrei quel diritto viene donato per l'estrema generosità del sovrano che dall'alto, bontà sua, concede i diritti prima civili e poi politici alle minoranze religiose, chiamandole però religioni tollerate, con una brutta espressione che solo nel Novecento diventeranno i culti ammessi. In origine erano culti tollerati, con una brutta espressione che nell'Ottocento voleva dire anche le case di tolleranza. Era qualcosa che dall'alto veniva concesso per bontà del sovrano. Non sono stati, questa è una prima cosa da dire, a scanso di equivoci, non sono stati gli ebrei e nemmeno i valdesi che sono andati sotto il Palazzo Reale a Torino a richiedere con una manifestazione di piazza quei diritti che non potevano avere. Il diritto ottenuto
a partire dal 1848 con lo Statuto e poi mano a mano che il processo risorgimentale ha portato l'estensione dello Statuto in tutta la penisola italiana, è rimasto tale, ma è tornato a essere un torto nel 1938 con le leggi razziali, e quindi il pendolo, che aveva oscillato verso la parte della libertà, ritorna verso la parte del torto e della negazione del diritto per effetto delle leggi mussoliniane. La resistenza, appunto, la lotta di liberazione alla quale gli ebrei partecipano dal 1943 in avanti, consente agli ebrei di far ritornare le lancette della storia esattamente dove si erano fermate, e dal 1945, o meglio ancora dalla promulgazione della Costituzione, quel torto è tornato a essere un diritto, e tale è questa la ragione per cui noi stasera siamo qui a parlare e a discutere di questo in una serata dove si parla di storia, ma non sarebbe stato così se le sorti del conflitto non avessero visto anche una così alta partecipazione di ebrei alla resistenza, che questa volta il diritto di essere uguali agli altri se lo sono conquistato nelle montagne, nel Vicentino, tra le formazioni partigiane, e dovunque c'è stato un movimento di liberazione. È un pendolo che oscilla e che va visto appunto nel lungo periodo. Il punto di partenza lo possiamo indicare facilmente, tra poco lo faremo partendo da un testo di una personalità molto illustre, ma ha avuto dei sottoperiodi, perché vi era stata una prima campagna napoleonica che aveva portato l'albero della libertà per la prima volta a circolare per le piazze italiane. Vi era stato un brevissimo periodo tra la campagna napoleonica del 99, inizio Novecento, fino alla fine della stagione napoleonica. In Piemonte soprattutto, Carducci ha reso immortale la discesa del vessillo della egualità, della bandiera della uguaglianza, che aveva concesso per la prima volta in Piemonte agli ebrei di uscire dai cancelli del ghetto, di acquisire dei beni immobili al di fuori delle cancellate del ghetto e di esercitare il commercio anche fuori della piazza, dove fino ad allora avevano esercitato piccoli esercizi commerciali. Quindi c'era stata una prima ventata che poi la restaurazione blocca nel 15, quindi il pendolo fa un'andata breve, un ritorno, ma ormai si era radicata nella società questa speranza di libertà che si apre appunto con il 1848. Però il punto di partenza è molto importante quando si studia un processo sul lungo periodo e lo si toglie dalla drammatica fine, dalla tragedia finale. È molto importante che tutti, gli ebrei e i non ebrei, capiscano da dove si è partiti. E quindi partiamo da una lettera, da una serie di lettere che prima dello Statuto uno dei padri della patria che prima è stato evocato, cioè Giuseppe Mazzini, in esilio, di gente in gente, ha fuggito, è stato l'esule più rincorso dalle polizie di tutta Europa, finché arriva a Londra con un compagno di avventure, o meglio sarebbe dire di sventure, che era un ebreo modenese che si chiamava Angelo Usiglio, che lo accompagna fedelmente come un figlio in queste peregrinazioni attraverso l'Europa. L'esilio londinese è per Mazzini il periodo più buio della sua storia personale. A Londra Mazzini viene accolto da una famiglia destinata a dare molto lustro alla storia italiana. Era la famiglia dei Nathan, gli antenati di Ernesto Nathan, che è stato a lungo sindaco di Roma, in una Roma che oggi non è male rievocare, perché nei lunghi anni in cui Nathan era sindaco, proprio al cavallo dell'Ottocento e del Novecento, era anche primo ministro Luigi Luzzatti, che aveva una forte componente ebraica nella sua biografia, che sarebbe come dire oggi che invece di avere la Meloni e Gualtieri in coabitazione, era un'età in cui Nathan era famoso per tante ragioni, perché è stato un bravo sindaco, accusato di essere massone inglese ed ebreo, cosa che era di fatto e che non gli rese la vita certamente facile, ma è anche famoso perché portava la trippa ai gatti del Colosseo, ed è a Roma noto oggi
molto più mestamente, perché quando la tripla non c'è stata più perché si attraversò un periodo di crisi non energetica ma economica, un po' simile a quella che stiamo attraversando, noi oggi passò alla storia per aver detto quello quasi proverbio, non c'è tripla per i gatti. Ora, la famiglia Nathan è, oltre a questa genealogia, è alla base della famiglia Rosselli, perché i Nathan e i Rosselli sono lo stesso ceppo, e la Sarina Nathan, che è la nata, sta all'origine della famiglia dei fratelli Rosselli, accolse in casa sua questo genovese fuggiasco, diventandone amica a tal punto che poi molti anni dopo, quando Mazzini morirà a Pisa, sarà la persona che gli chiuse gli occhi e lo accompagnò nell'ultimo viaggio prima della morte. Ora, nel 1841, primo incontro di Mazzini a Londra con la famiglia Nata, invito a cena. E noi abbiamo le lettere, non posso leggervele tutte, abbiamo le lettere che Mazzini mandava a una madre agitatissima e premurosa, come sono le mamme italiane, che stava a Genova e che era in ansia per questo figlio che girava per il mondo senza arte né parte. Che cosa fa? La prima preoccupazione di Mazzini è rassicurare la madre che non sarebbe stato avvelenato a cena di Mazzini, di Nathan, perché le convinzioni della madre di Mazzini, ma dello stesso futuro eroe e padre della patria, era che bisognava stare attenti prima di essere invitati a cena da un ebreo per non correre il rischio di essere avvelenati. Vi cito qualche breve frammento di questa corrispondenza. 23 dicembre 1840, primo invito, non mangerò se non dopo che essi avranno assaggiato, porterò con me contravveleni. Una settimana dopo, 6 gennaio, virgolette, e ne sono escito, miracolo, sano e salvo. Non so se v'abbia detto per rassicurarvi che quando vi pranza con me anche Angelo, Lusilio che nominavo prima, e non so se voi sappiate che Angelo è israelita, sicché vedete, o bisogna che scannino anche un religionario, oppure che anche Angelo sia del complotto, di lì non si scappa. Le cene andarono benissimo, l'amicizia, e anche di qui, al di fuori dell'aneddotica familiare, deriva la componente più importante del rapporto tra la cultura italiana dell'Ottocento e del Novecento, il filone mazziniano. E se volete insieme, anche se tra i due non correva buon sangue, il filone cattaneano, che Cattani e Mazzini sono stati le due grandi correnti della, potremmo dire, della sola effettiva conoscenza diretta della minoranza ebraica da parte di intellettuali e uomini politici di grande rilievo. Un filone lunghissimo che arriva, se volete, fino alla Malfa, fino al Partito Repubblicano, fino alle simpatie che il movimento repubblicano mazziniano, soprattutto nell'area non lontana di qui, romagnola, è stata così importante. Cattaneo perché ha scritto un libro importante sulle interdizioni israelitiche, cioè è stato uno di quelli che, a differenza di quei trattatisti che nominavo prima, era favorevole all'ingresso degli ebrei nella società civile, se non fosse altro diceva che per ragioni economiche, perché sanno le regole dell'economia e porteranno nella società italiana dei benefici, delle virtù, che sarebbe stolto non utilizzare. E quindi abbiamo già da questo piccolo frammento un primo aspetto, però il cammino è stato molto lungo, e noi dobbiamo oggi interrogarci se può essere sufficiente un secolo scarso di libertà per ottenere un'integrazione pienamente valida. Se noi facciamo un banale calcolo matematico molto semplice e uniamo il 1848, lo Statuto di Carlo Alberto, e il 1938 con le leggi razziali che buttano fuori la Liliana Segre dalle scuole del Regno, vediamo che sono passati 70-90 anni, nemmeno un secolo è durata la effettiva libertà. Per Roma il percorso è ancora più breve, perché il ghetto di Roma si apre soltanto dopo la breccia di Porta Pia, quindi 1870-1938. Oggi anche sull'onda dei problemi che ci poniamo di fronte ai problemi della migrazione, dell'integrazione di comunità altre,
dobbiamo chiederci la domanda che dobbiamo farci: perché un processo di integrazione abbia successo e non infranga contro le onde e le mareggiate delle società totalitarie del XX secolo, un secolo o 90 anni sono sufficienti? In quei 90 anni certo sono stati fatti degli enormi passi avanti, non solo per via della liaison mazziniano-cattaniana, ma anche per tante ragioni che tra un istante vedremo. L'integrazione fu altissima e raggiunse il suo apice proprio negli anni della coabitazione del sindaco di Roma Nathan Luzzati. Poi è iniziata una parabola di declino e soprattutto c'è stato il grande trauma della prima guerra mondiale, che è il vero spartiacque, più ancora del fascismo, che divide il mondo, divide i paesi d'Europa, divide le stesse famiglie ebraiche tra neutralisti e interventisti. Però noi dobbiamo non perdere di vista il flusso di questi anni e quel periodo. Che cosa succede? L'accesso alle libere professioni, l'ingresso nelle scuole pubbliche, il poter esercitare professioni che prima non si potevano esercitare, poter insegnare, soprattutto poter conoscere, per esempio studiare il latino e il greco, che erano lingue proibite, avere accesso alla storia classica, alla storia romana e alla storia greca. Vi è una ragione di fondo per cui nel Novecento vi saranno tanti uomini intellettuali ebrei che studiano la storia greca e la storia romana. Prima nominavamo Piero Treves a Venezia, e tutta questa corsa verso la classicità nell'Ottocento è una corsa verso qualche cosa che prima era proibito. Dante, la scoperta di Dante della commedia ottiene dei risultati e raggiunge dei lettori impensabili, non solo tra le persone colte, ma anche tra la gente comune che impara con le arie del melodramma di Verdi, del Nabucco, del Mosè di Rossini, ma con i versetti della commedia, trova qualche cosa di simile, di comparabile alla tradizione biblica, alle scritture. L'Ottocento è un secolo in cui noi oggi ci stupiamo se vediamo nelle librerie, nelle biblioteche, le prime edizioni, ci sembra che per la prima volta il Talmud sia tradotto in italiano. Nell'Ottocento il problema della traduzione era un problema di civiltà. Cattaneo diceva proprio alla fine delle interdizioni israelitiche che gli interessi della società sono solidari tra loro. La reciproca conoscenza come può avvenire se non attraverso le traduzioni biunivoche, le traduzioni della scrittura in italiano, del libro di Giobbe, dei Salmi soprattutto. Pensate a Leopardi che da solo incomincia a studiare un po' l'ebraico, da autodidatta, ma viceversa anche le traduzioni dall'italiano in ebraico. Nell'Ottocento era abitudine diffusa tra i rabbini esercitarsi a tradurre in ebraico un canto di Dante o soprattutto l'Ode 5 maggio per l'omaggio a Napoleone di Manzoni. Era un esercizio linguistico che ci dà il segno di questo desiderio di una reciproca conoscenza. La sociologia dice, i maestri della sociologia ci insegnano che nello studiare una società bisogna sempre misurare la dimensione che separa l'apologia dalla diffamazione. Sono due forme di conoscenza. Quando due mondi non si conoscono, non si frequentano, si ignorano e sono convinti che mangiare in casa di un ebreo significa correre il rischio di essere avvelenati, vuole dire che non c'è corrispondenza, non c'è conoscenza. E se non si avvia un processo virtuoso di reciproca conoscenza, che cosa succede? Che la conoscenza dell'altro cresce in termini di diffamazione, diventa una conoscenza stereotipata, no? Convenzionale, fatta di pregiudizi, che sono i pregiudizi che nascono quando uno parla di una persona senza conoscerla. Viceversa però la forbice si allarga perché più è forte la diffamazione, più è estesa la tendenza dalla parte delle vittime di rappresentare se stessi in forma di apologia, di parlare di se stessi come se fossero gli ebrei, una compagine di persone tutte virtuose, intelligenti, tutti i pregiudizi che fanno parte della cultura italiana dell'8-900, tanto quanto
i pregiudizi negativi, ci sono dei pregiudizi positivi che si diffondono in eguale misura, tutti i premi Nobel, tutti i geni, tutti gli ebrei sono, come Mazzini ebbe modo di constatare di persona, sono esseri umani come tutti gli altri, ci sono persone più intelligenti, persone meno intelligenti, e persone più ricche, persone meno ricche, però solo la diretta conoscenza consente a questa forbice di chiudersi e dunque di aprirsi. Questo dialogo è stato lentissimo, questo bisogna dirlo. Questo dialogo non ha avuto il tempo sufficiente per arrivare a una conoscenza diretta. Si può dire che non vi sia intellettuale di spicco, uomo politico di spicco, anche liberale, talvolta anche dentro le correnti mazziniane e cattaneane, che in una volta nella sua vita, in una lettera, in un frammento, in uno scritto, non abbia espresso una frase stereotipata o una brutta battuta su un compagno, su un professore, su uno scrittore. È un pregiudizio diffuso che purtroppo perdura ancora oggi. Sono esistite diverse forme di intolleranza e di pregiudizio anti-ebraico nell'Ottocento, che non necessariamente sfoceranno nelle leggi razziali e con le quali gli ebrei stessi nell'Ottocento hanno anche avuto una certa confidenza, una certa abitudine a tollerare anche questa difficoltà di entrare. La misura di questa distanza la si trova nella assenza di personaggi ebrei nella letteratura e nella musica anche, nel melodramma dicevo prima, ma soprattutto nella letteratura. Nell'Ottocento, a differenza di oggi che si guardano le serie televisive, nell'Ottocento dominava il romanzo d'appendice. Tutti lo leggevano con la stessa costanza con cui oggi noi guardiamo le serie in TV. L'ultima pagina dei grandi giornali a puntate presentava romanzi storici. Mussolini ne scrisse parecchi, Garibaldi ne scrisse uno molto, molto famoso. Dentro questa letteratura d'appendice avviene una prima formale, superficiale conoscenza degli ebrei del ghetto, caricaturale, frutto di non conoscenza. Ma i personaggi, grandi scrittori dell'Ottocento e del Novecento, rarissimamente mettono in scena, parlano di un personaggio, di un protagonista di un racconto, di una commedia, identificandolo come ebreo. Vi sono naturalmente delle eccezioni, anche notevoli, Guerrazzi nell'Ottocento, ma poi soprattutto Pirandello, che nelle novelle per un anno dedica qualche volta, in una novella soprattutto che si intitola Un Goi, cioè un non ebreo, una piccola novella per un anno, ma sono casi rari. E anche quando uno scrittore molto famoso, forse il più moderno, il più acuto esploratore della psiche umana, dell'interiorità di tutti noi, ebrei e non ebrei, lo scrittore che ha consentito l'ingresso della psicanalisi nella cultura italiana, e cioè Italo Svevo, che si chiamava, come sapete, Ettore Schmitz, aveva un'origine centroeuropea, una famiglia che era arrivata a Trieste dal cuore dell'Europa, un grande critico ebreo che si dedicò dei suoi primi libri, Senilità, Una vita e poi la coscienza, notò come la nevrosi dei personaggi principali dei romanzi di Svevo sia una nevrosi tipicamente ebraica, quella che Freud curava con la cura psicoanalitica. Però i nomi di questi personaggi non li connotano, sono Zeno Cosini, sono Guido, sono personaggi chiaramente ebrei, ma che non possono avere una corrispondenza anagrafica ebraica specifica. C'era cioè una difficoltà, era qualcosa che in qualche modo si poteva evocare, ma non bisognava mai nominare esplicitamente. Quindi è un segno di un disagio. Naturalmente bisognerebbe, quando si parla di cultura italiana, nel periodo unitario bisognerebbe tenere distinti i diversi campi, la letteratura, la musica, abbiamo detto il melodramma, molte opere, Nabucco, che ha rischiato di diventare l'inno nazionale, è una storia che ha, come sapete, una trama che risale ai tempi della narrazione biblica, però certamente anche qui, come nel Mosè di Rossini, si tratta di una memoria scritturale molto vaga, molto astratta, anche questa velata di simpatia, di umana simpatia, ma che non entra nel merito di come funzionava una comunità, che cosa c'era,
che cosa rappresentavano queste figure che si stavano affermando nella società italiana. Ci furono anche, bisogna dire onestamente, per amore del vero, che la sconfitta di questo progetto di integrazione avviene nel Novecento sotto il fascismo non solo per la prepotenza del vincitore, ma anche un po' per la difficoltà del vinto, del futuro vinto, a farsi conoscere. È molto difficile uscire da una sicurezza di un mondo sicuro e protetto come era quello del ghetto e affermarsi e farsi conoscere, appunto contribuire a una rappresentazione di se stessi che non fosse puramente apologetica, e quindi questo rende più difficile il processo di reciproca conoscenza. La politica, per esempio, uno degli aspetti importanti da tenere presente è che, al di là dei nomi illustri che sono stati evocati, dei primi personaggi che partecipano alle guerre di indipendenza e collaborano al processo del risorgimento nazionale, mediamente gli ebrei delle varie comunità non avevano una consapevolezza politica di quello che stava accadendo. Molti di loro per molti decenni hanno coltivato ancora, hanno accarezzato l'idea di quella che nell'Ottocento si chiamava, tra virgolette, la nostalgia del ghetto. Vedevano che l'apertura portava a una dissoluzione della vita comunitaria, non si conosceva più l'ebraico, così come nel latino non si poteva più ascoltare la messa in latino. Già negli anni 60-70 non vi era più una conoscenza diretta della lingua. La comprensione, il comprendere che il filone risorgimentale di Mazzini, di Cattaneo, poi di Cavour, poi soprattutto di Cavour, che ebbe la forza e il coraggio di scegliersi un segretario generale ebreo di nome Isacco Arton, un figlio del ghetto di Asti, che fa tutto, contro il quale il mondo della Chiesa si scatenerà con articoli spietati. C'è un trafiletto di Cavour che bisognerebbe incorniciare, avere nei manuali di storia, perché Cavour, di fronte a questi attacchi contro il suo segretario, disse: io scelgo i miei collaboratori per la loro capacità, per la loro virtù, non il fatto della loro confessione religiosa. Ma erano casi isolati. Il grado di consapevolezza politica degli ebrei nell'Italia unita non è altissima. C'è un fortissimo, si parla spesso di un fortissimo patriottismo o lealismo, come dicono gli storici, soprattutto legato alla Casa Savoia, che aveva donato, come dicevamo all'inizio, l'eguaglianza dall'alto, e quindi verso questo sovrano ci fu sempre un eccesso di zelo nel manifestare adesione alle sue esternazioni, salvo poi pentirsene amaramente quando si scoprirà drammaticamente la sua firma sotto i decreti della razza del 1938. Però era un patriottismo, potremmo dire, impolitico o apolitico. Sono rari, cioè non del tutto assenti, le persone che per la prima volta si iscrivono a un partito, che si candidano per diventare consiglieri comunali. Vi sono casi isolati, alcuni molto significativi. Oltre a Nathan a Roma bisognerebbe ricordare un grande studioso, Alessandro D'Ancona, che diventa sindaco a Pisa. Però sono casi isolati. Il vero patriottismo degli ebrei italiani, soprattutto in area veneta, ma un po' dovunque, è un patriottismo, come a me piace definirlo, del paesaggio. È un attaccamento non alle categorie della politica, ma alle bellezze dell'Italia. Noi potremmo fare un'antologia meravigliosa di ritratti di aree venete, di Mantova soprattutto, per scrittori, di Modena, delle città che avevano avuto fiorenti comunità, dove l'apertura dei cancelli consente agli ebrei di vedere per la prima volta il fiorire della natura, il succedersi della stagione, la vita dei campi, le vendemmie, gli animali domestici. Nei ghetti non c'erano il gallo, la gallina, il coniglio. La vendemmia la si vedeva da delle piccole finestrine nel Piemonte dove abito, a Mondovì. Le Langhe le si vede dal vecchio ghetto di Mondovì, da una finestrella che è 10 cm per 15 sulle colline delle Langhe. Ma il succedersi
delle stagioni, la bellezza del paesaggio, porta a una sorta di inebriatura per la bellezza e fa degli ebrei grandi cantori dei cipressi toscani, Angelo Orvieto, della storia d'Italia, ma anche a Venezia, negli scrittori, lo stesso Cantoni, che aveva legami strettissimi con la città di Venezia, descrivono le anse del Po, le Alpi. È un patriottismo di paesaggio. Insisto su questo perché se non teniamo conto di questo carattere di impoliticità, rischiamo di non capire perché, quando il fascismo prende il potere, gli ebrei, come larga parte degli italiani, cedono alle sirene del fascismo. Il consenso che gli ebrei hanno dato al fascismo è stato elevatissimo, tolte poche eroiche figure che non è forse nemmeno il caso di ricordare, oltre ai fratelli Rosselli, Leone Ginsburg, Vittorio Foa, Eugenio Colorni, Curiel a Trieste, insomma, sono stati davvero tanti, forse persino in percentuale maggiore rispetto al resto della società italiana. Però questo non ci può far dimenticare la presenza assidua, il fatto che dopo il concordato del 29 anche gli ebrei nel 30 abbiano accettato come i valdesi un piccolo concordato dove hanno avuto dei non pochi vantaggi, in qualche modo anche loro hanno stretto un patto con chi 8 anni dopo li avrebbe perseguitati. Questo per dire che nel processo di integrazione di una minoranza la politica è sempre molto importante. Se si resta fuori dalla politica si rischia grosso. Poco quando il cammino della democrazia e della libertà procede, come sembrava procedere nell'Ottocento, molto si rischia quando un paese prende la strada della dittatura, perché più facilmente si cede e si cade nelle sirene di del carisma di un uomo politico capace di irretire consensi fino praticamente alla vigilia delle leggi razziali. Quindi è un processo molto complicato che tra l'altro, lo avrete già un po' inteso dalle cose che ho detto, prevede anche delle differenze regionali enormi. Noi qui stiamo a parlare di un periodo di storia, parliamo di Italia, di cultura italiana, ma la storia dell'ebraismo italiano non è diversa dalla storia dell'Italia unita, è una storia che comincia nel 1861. E prima era una storia di tante parti, di tante comunità che avevano ordinamenti giuridici, culture, abitudini culturali, persino gastronomiche, enormi, con delle differenze che rendono un ebreo torinese molto più simile a un ebreo francese che non a un ebreo triestino, un ebreo veneziano, oppure un ebreo triestino che diventa italiano soltanto nel 17, tra parentesi, e che conosce la psicanalisi molto presto grazie alla vicinanza con Vienna, in una realtà come quella italiana dove la psicanalisi arriverà molto molto più tardi e l'ebraismo stesso a Torino si avvelerà alla sorgente di uno scienziato assai poco raccomandabile oggi come Cesare Lombroso, e quindi la diffidenza della psicanalisi a Torino ancora in anni recenti è indizio di una arretratezza di quella cultura rispetto alla cultura che si respirava dall'altra parte dell'Italia settentrionale. Di queste differenze bisogna tenere conto per capire anche le difficoltà di una realtà dove non esisteva già nell'Ottocento nulla di comparabile al nord, al centro-nord. Le comunità in Italia, forse mi sarà stato detto nella lezione che mi ha preceduto, erano state fiorentissime, vivacissime fino al 400-500 da Napoli in giù, nell'Italia meridionale, vengono oggi riscoperte con grandi e notevoli lavori, ma nel periodo che studiamo noi Napoli era già una piccola comunità allora rispetto a quello che avveniva nell'Italia del centro-nord. Quindi di questa varietà e di questa oscillazione di una libertà che era appesa a un filo, che non aveva mai
trasformato la precarietà in stabilità, e questo rende comprensibile perché la grande guerra, la prima guerra mondiale, segni prima del fascismo uno spartiacque. In tutte le città italiane, credo Padova inclusa, nelle lapidi che si vedono con i nomi dei caduti nella prima guerra mondiale, oggi fa impressione vedere il numero di ebrei caduti nella grande guerra, e sono numeri impressionanti. Non c'è famiglia che non abbia avuto un caduto nella grande guerra e non abbia vissuto le divisioni che quella guerra ha portato tra i socialisti, che erano attivissimi ma erano neutralisti in primo periodo, poi si divisero anche loro, interventisti, nazionalisti, insomma sono divisioni che squassano le famiglie ebraiche. Un esempio tra i tutti, che è quello che a me colpisce più di tutti, a Modena quasi tutti gli ebrei modenesi si chiamano Donati, e un famoso avvocato socialista pacifista era un avvocato che si chiamava Donati, ed era il suo studio bersaglio degli assalti delle squadracce fasciste della città. Un bel giorno i fascisti fecero una manifestazione sotto lo studio di questo avvocato Donati, la polizia intervenne, le forze dell'ordine intervenne, partì un colpo e uccise un camerata in camicia nera che si chiamava anche lui Donati. Non era parente, ma era anche lui un ebreo modenese. E da quel giorno, siamo nel 20 o nel 21, nel periodo del grande caos del primo dopoguerra, la città si divise. I Donati si divisero in due, proprio lo spaccamento generale. La tomba del Donati in camicia nera fu oggetto di culto della memoria dei fascisti anche dopo il 1938, e la memoria antifascista dell'avvocato che era stato vittima di quell'assalto invece alimentò Tutto questo è raccontato molto bene per chi fosse interessato nelle memorie di Guido Levi, un giornalista che molti di voi ricorderanno, è stato direttore della Stampa, anche un giornalista televisivo molto noto, che era per parte materna naturalmente un Donati anche lui, e che racconta bene questa storia di famiglia. Il fascismo divide naturalmente e porta tutte le conseguenze che ci sono note e che sono nel patrimonio pubblico, nella memoria collettiva del nostro paese molto note. Ma se noi non teniamo conto di queste premesse rischiamo davvero di capire poco, di capire quello che io ho chiamato la misura dell'inatteso, cioè l'affermarsi nel 1938 di qualcosa che ben pochi ebbero la lucidità e la capacità di comprendere nelle sue reali dimensioni. Se non si aveva avuto la possibilità in casa di ascoltare una lezione, di comprendere che l'Italia era stata un paese in cammino, una democrazia in cammino, che vi erano stati dei partiti di opposizione, c'era stato un periodo in cui l'Italia aveva i sindacati, aveva i giornali. Se non si era avuto contatto con questo tipo di lezione familiare, difficilmente si riusciva ad aprire gli occhi. Gli ebrei, di fronte alla lezione delle cose, ebbero la possibilità di aprirla molto presto, nel 1938. I loro compagni, che rimasero a scuola ancora in quel quinquennio in cui gli ebrei furono cacciati dalla scuola, dovettero aspettare il 1943 per aprire gli occhi, se non avevano anche loro alle spalle una conoscenza e una diretta esperienza a scuola di un professore liceale che gli avesse aperto gli occhi, o di un parente che avesse avuto parte nella vita politica dell'Italia e della società di Giolitti o della società liberale precedente. Altrimenti era molto difficile scegliere la strada giusta, anche per effetto della lezione delle cose, che era una sconfitta militare clamorosa, quella dell'estate-autunno 1943. Vengo a una conclusione, perché credo di aver tirato troppo in lungo e poi non mi piace monologare, già monologato troppo, casomai sulle cose un po' strappalate, potenti, disordinate, mi piacerebbe avviare una conversazione e un dialogo. Che cosa è successo dopo? Che cosa è successo dopo? Quando le lancette della storia si sono riposizionate esattamente dove erano nel 1848. 25 aprile, Costituente, Costituzione, Terracini che la presiede, molti deputati e senatori alla Costituente, un coinvolgimento diretto nella nascita dello Stato repubblicano, nella votazione, nel referendum, ma anche molti passi avanti,
certamente un riposizionamento nel cammino della democrazia, ma anche delle zone oscure. Il concordato entra nella Costituzione con l'articolo 7, i mini concordati con le minoranze religiose ritornano alla Costituzione con l'adattamento della legge sui culti ammessi con l'articolo 8 e poi con la successiva storia della libertà religiosa nell'Italia repubblicana. Però certo è un nuovo periodo, un nuovo cammino. Ci sono due grosse novità in questa ultima fase, quella che ci accompagna verso i giorni nostri. La prima, la più terribile e tragica di tutti, è lo scoglio della Shoah, dei sopravvissuti, di coloro che ritornano e che soprattutto per molti anni non vengono ascoltati. La memoria della Shoah arriva molto tardi in Italia. Almeno fino al processo Eichmann nel 1961 i deportati sono sconosciuti, si parlano tra loro, i loro libri sono pubblicati a loro spese da piccole case editrici. La circolazione di questi libri è ristretta ai familiari o a una ristretta cerchia di amici, ma l'opinione pubblica pensa che la loro storia sia qualcosa di meno significativa di chi aveva preso le armi e il fascismo lo aveva combattuto. C'era una memoria positiva che era quella dell'antifascismo storico e della resistenza, che era preponderante. Ci vorrà molto tempo perché questo passi e questo avrà anche degli effetti, un'onda lunga che va molto avanti. E poi soprattutto nel 1948 insieme c'è la nascita dello Stato di Israele e il coronamento di quel processo risorgimentale nazionale che era nato alla fine dell'Ottocento, che aveva a sua volta già diviso le comunità ebraiche, perché non tutti gli ebrei saranno sionisti, molti ebrei antifascisti saranno antisionisti. Il fascismo avrà politiche oscillanti verso il sionismo, talvolta avvicinandosi, altre volte discostandosene. Però la grande novità è la nascita di questo Stato e l'antagonismo che sorge tra chi in questo Stato si trasferisce e chi invece rimane nella diaspora e continua a inseguire, a cercare di rafforzare l'idea di libertà religiosa nell'Italia repubblicana. Questi due problemi, la memoria della Shoah e i duri, frequenti conflitti medio orientali, segnano indelebilmente la storia del secondo dopoguerra. E arriviamo così al 1988. Perché 1988? È facile dirlo per chi ha la mia età e quindi nell'88 aveva, io sono del 56, aveva un'età abbastanza alta da poter capire. Il 1988 è l'anno del 50° anniversario delle leggi razziali. Per la prima volta il Senato della Repubblica, presieduto da Nilde Iotti, promuove un convegno per ricordare quello che oggi tutti hanno in bocca, l'infamia delle leggi razziali. Se volete un esempio più vicino a noi, nel 1988 il comune, la città di Modena, sotto la torre della Ghirlandina 1988 appone una targa a ricordo del suicidio di Angelo Fortunato Formigini, che all'indomani delle leggi razziali con un gesto estremo si buttò da quella torre e con il suo suicidio, con una lettera a testamento alla moglie che dovrebbe essere letta in tutte le scuole, testimoniò il rifiuto di lui che era stato l'editore che aveva fatto conoscere all'Italia i classici del ridere, non l'ebraismo piagnucoloso e lacrimoso, ma l'ebraismo della comicità, del ridere, di Porta, di Tassoni, della Secchia Rapita, di Shalom Aleichem, è il primo che fa conoscere l'umorismo Yiddish. Si uccide, ma la città di Modena si ricorda di lui soltanto nel 1988. Per chi faceva lo studente universitario, come facevo io nel 1900, tardi anni 70, tutti gli anni 80, trovare un professore universitario che ti desse una tesi sul 1938, sulla stampa fascista antisemita, non si trovava neanche con il lanternino. Le tesi che vengono cominciate, che cambia qualcosa nell'88, proprio un cambiamento di epoca, le conoscenze reciproche, l'avvicinamento alla storia dell'ebraismo, la conoscenza delle leggi
razziale, certamente. La morte di Primo Levi un anno prima, nell'87, quella morte è un'altra tappa ulteriore, ma non possiamo, perché non siamo nati ieri, dimenticare che il 1988 è l'anno che precede il 1989, e cioè il crollo del muro di Berlino, è quello che quell'evento ha portato nella storia d'Europa e in particolare nella storia dei partiti antifascisti, che da quel momento in poi incominciano a guardare con distacco, con pathos e a un certo punto anche con un'onda emotiva enorme, crescente, quasi inarrestabile, il fatto che la vera colpa, la vera infamia fosse stata la legislazione razziale. Per chi è nato come me negli anni 50, il re che scappa a Brindisi vestito da donna e si nasconde, l'orrore della fuga da Roma del re, era considerata allora la vera macchia della monarchia, quella per cui si passò a un diverso regime dopo la fine della guerra. Non vi era nessuno fino a quella data che dicesse che la vera colpa del re era già da spostare, da retrodatare di almeno 5 anni, perché aveva messo il suo nome sotto qualche cosa che era una negazione di ogni forma di libero giudizio, di libero esame della coscienza, della libertà, dell'idea di libertà. Tutto è veramente cambiato in un decennio. Il punto d'arrivo, il massimo di questo percorso nuovo che si apre tra l'87 e l'88 è il 98 con la vita bella di Benigni, ma in mezzo tutta una serie di iniziative hanno portato, non c'è comune nell'Italia del centro-nord che non abbia fatto le sue manifestazioni sul 38, i suoi ricordi, tutte cose giuste per carità, però fa impressione vedere, per chi ha una certa età, come il pendolo in questo paese oscilli terribilmente. Non si arriva mai a quella forma intermedia della conoscenza a cui alludevamo prima. Giacomo De Benedetti, l'autore del saggio forse più bello sul ghetto di Roma e l'eccidio del 16 ottobre, a commento di quel suo saggio diceva che gli ebrei non amavano né i periodi delle vacche magre né i periodi delle vacche grasse, si accontentavano di una cosa giusta, di una via intermedia, cioè che quel pendolo si fermasse finalmente a metà e la via della conoscenza prendesse una sua stabilità, che è quella che richiede tempo, richiede studi e richiede meno i fari della politica, dell'uso politico della storia. Su questo voglio concludere la mia chiacchierata. Uno dei problemi più grossi che l'Italia ha attraversato in questi ultimi anni è l'uso debordante dell'uso politico della storiografia. Cioè molti storici, anche bravi, hanno sempre pensato di essere capaci, lo dico con un filo di amarezza, visti anche i risultati elettorali recenti, di essere in grado, con i loro libri, di spostare voti, di essere con i loro libri capaci di modificare le tendenze elettorali. Qualcuno c'è stato, ci sono stati dei bravi storici che sono stati anche bravi uomini politici e viceversa, se ne potrebbero fare i nomi, ma non bisogna dimenticare, per onore deontologico del politico come dello storico, che sono due mestieri diversi, che hanno categorie interpretative e metodi e finalità diverse. Uno storico deve avere il compito di frequentare bene le biblioteche, di stare in archivio, di produrre libri intelligenti, innovativi, mai definitivi, superati da chi verrà dopo, che scriverà meglio di lui, che avrà accesso a fonti migliori e quindi potrà dare un quadro più preciso, ma non segue il pendolo, cioè non si attacca a queste oscillazioni capogiro pensando di essere utile alla vita del suo paese, trasformandosi in retorica. La storiografia che diventa politica diventa retorica. Capisco che sia un argomento difficile da digerire, ma nel Novecento, nella storia del Novecento, per la generazione di noi nati liberi, Alberto Cantoni, lo storico, lo scrittore che evocavo prima, mantovano,
nato dopo la prima emancipazione, amava firmare i suoi racconti anagrammando il suo nome e il suo cognome. Alberto Cantoni, nato con la libertà. Noi oggi, nati negli anni 40-50, siamo rinati con la libertà. Abbiamo dei doveri precisi a seconda della professione che vogliamo svolgere. E siccome dico questo anche con una punta di amarezza, perché se il pendolo dall'88 è andato di là, c'è poco da stare tranquilli. Gli ebrei hanno poco da essere contenti, si fanno film sulle leggi razziali, se si è istituita una giornata della memoria, se gli scaffali delle librerie Pietrinelli sono pieni di scaffali sul 38 e sulla Shoah. E non è detto che vada sempre così. Verrà il giorno, speriamo più tardi possibile, che il pendolo riprenderà a fluttuare. Se lo storico e anche il divulgatore, l'uomo così, chi sa divulgare la storia bene, fa il suo mestiere, si tiene al riparo dai fari televisivi, dai talk show e non pensa di essere quello che non è. Ecco. Grazie. In Francia, in tanti altri paesi, perché mi dice sempre: "Oh, cosa dici? Non è possibile", mi dice: "Noi lo togliamo, ma c'è poco da fare", e purtroppo come sta andando adesso il nostro paese non è che uno sia veramente sereno, diciamo la verità. Io sentiamo se c'è qualche questione. C'è qualcuno che vuole mi è venuto in mente a proposito di quello che diceva il professore prima dell'88, adesso mi vengono in mente, io ero ragazza nel fine degli anni 70, la RAI ha trasmesso una serie televisiva che mi ricordo mi ha colpita tantissimo a quell'epoca, appunto io avevo tanti amici anche nella comunità ebraica di Milano e tutti seguivano con grande attenzione e noi in famiglia questo che si chiamava Olocausto. Ecco. Siccome è stata una serie piuttosto molto seguita, mi chiedo se questo non abbia in qualche maniera avuto poi una ripercussione anche nell'opinione pubblica, perché sì, è vero quello che lei ha detto, non c'era la giornata della memoria, non c'era tutta l'attenzione che c'è stata in seguito, però ha dato un po' uno scossone, c'è stato un inizio. A scuola leggevamo, se questo il Molendi leggevamo la tregua, io ho memoria di questa, quanto queste letture e anche questa serie televisiva, prima ancora di Schindler List, che poi siamo, mi sembra nel 94, no? Ecco, hanno inciso anche sull'opinione pubblica. Sì, io terrei distinto il cammino e la diffusione delle persecuzioni della Shoah, che ha avuto una sola storia attraverso la conoscenza di libri, la lettura di Levi, ma anche l'enorme diffusione che aveva prima di Levi il diario di Anne Frank, che però veniva letto a scuola come il diario di una bambina che soffre la lontananza degli amici, che ha una vita sentimentale travagliata, ma anche nelle edizioni che si leggevano allora non era ancora sposo al caso dei diari, ma era qualcosa che non aveva una connotazione precisa. Era difficile. C'erano degli insegnanti che ti spiegavano che Anna Frank era ebrea, che stava rinchiusa lì perché c'erano delle leggi che non la lasciavano andare a scuola italiana. Il mio discorso è riferito alla storia italiana, alla memoria del 38, all'assenza del 38 nei manuali scolastici, provare per credere, nei manuali di storia su cui mi sono formato io, il 38
o non c'era, ho detto, passare un libro o due. Io azzardo sarei ancora anche più drastico, anche ieri in quegli anni non era popolare come è diventato dopo la sua morte. Era molto letto, ma nelle antologie scolastiche c'era sì, no, pezzi di quest'uomo e stava pubblicato nella memorialistica della guerra, Vittorini, Calvino. Forse qualche insegnante più illuminato certamente non lo faceva perché lo faceva perché c'era un insegnante illuminato. L'inversione di tendenza degli ultimi anni 80 riguarda soprattutto la storia italiana. Questo mi sembra si possa dire con certezza, soprattutto perché poi ha portato a tutta una serie di rivoluzionamento del nostro calendario civile. Io ho scritto un libro sul 25 aprile che spariva nel 2005 dedicato alla mia figlia, che non immaginava nemmeno che cosa fosse il 25 aprile di quando io avevo la sua età, nel 2005. E già nel 2005 si vedeva che il calendario civile stava prendendo una piega, anche questa condizionata dalla vita politica, perché venne il giorno della memoria, poi arriva il giorno del ricordo, poi le vittime del terrorismo, cioè tante cose insieme che si mescolano nei riti, nelle commemorazioni e che rischiano di produrre degli effetti collaterali molto pericolosi che non possiamo più evitare, non pensarci, perché davvero c'è uno scollamento vistoso tra quello che noi celebriamo il 27 gennaio e quello che noi ascoltiamo in treno, nelle aule delle scuole, nei corridoi, nelle aule degli insegnanti anche qualche volta. E questo non vuol dire che siano stati fatti tutti degli esperimenti sbagliati, ma qualche cosa non ha funzionato. Come se fosse spazzato via qualcosa. Giorgio Bassani, con Sì. il suo romanzo Giardino dei Figli Continui, Giusto. ha servito il suo romanzo ad aprire un po' gli occhi anche a noi più giovani, diciamo, del suo tempo. Certamente. Bassani lo scrive nel 63, lo stesso anno in cui la Natalia Ginzburg scrive Lessico familiare, anche per effetto del 61, dicevo prima, il processo Eichmann fa vedere per la prima volta sui giornali quelle immagini orribili dei campi di concentramento che non si erano mai viste prima. Nel 61 De Felice scrive la storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, cioè cambia qualche cosa. Bassani fa qualche cosa in più, non solo col Giardino dei Figli Continui, ma anche con gli Occhiali d'Oro e con le storie ferraresi. Ci mostra, ma su questo aspetto non fu interpretato bene, non fu capito solo adesso, fu deriso. Come sapete, Bassani ha avuto una lunga campagna denigratoria, lo chiamavano la Diala del Novecento, il gruppo degli scrittori d'avanguardia se la prendeva con lui perché dicevano che era un romanziere antiquario. Lui era attaccato perché era presidente di Italia Di Italia Nostra, certamente. Lui era l'ultimo esponente di quel patriottismo del paesaggio a cui faceva riferimento. Cosa ha fatto? Ha scoperchiato la pentola del fascismo degli ebrei, di suo padre, cioè è una forma di rivolta di un figlio contro il padre, di una generazione giovane che aveva anche, non è un segreto di nessuno che le prime poesie Bassani le scrive sui giornali del GUP e della gioventù fascista. Poi ha questo atto di ribellione che lo porta a frequentare l'ONG all'università, fa un lungo processo di maturazione, ma soprattutto è il primo a denunciare con coraggio che gli ebrei sono stati fascisti, che nella sua città c'era un podestà ebreo e che era dura. Oggi è un argomento, è un tabù che si è infranto, ma dirlo nel 62-63 era un atto di coraggio. Di più, quando scrive Gli Occhiali d'Oro, mette insieme l'isolamento di un ebreo e di un omosessuale, del dottor Faligati, che subisce le vessazioni in quanto omosessuale, un libro modernissimo, più ancora oggi
del Giardino dei Filzi Contini, per far capire che cos'è stato il fascismo. E poi anche una lapide di Via Mazzini, che Lui è sepolto nel cimitero ebraico di Ferrara. Andare a visitare. Ha fatto tantissimo per coltivare le memorie della Ferrara, del suo passato, del suo atto di coraggio è stato quello, ha faticato moltissimo a essere riconosciuto. Lei è diventato famoso in tutto il mondo, adesso in questi ultimi anni si sta riabilitando anche da sé, ha fatto delle belle cose anche in sua memoria, però è stato veramente, dal nostro punto di vista, molto importante. Sì. Grazie. A proposito di doveri, no, della casa di Casa Savoia, ricordiamo che il generale Pugliese nel 22 fu impedito di bloccare i fascisti alle porte di Roma. Si accusò poi l'esercito di non aver saputo bloccarli. Pugliese risponde però che non aveva avuto ordini. Quindi il vizietto di non saper dare ordini al momento opportuno in Savoia ce l'avevano. Nel 22 non protesse lo Stato dall'invasione dei fascisti, non protesse gli ebrei violando apertamente gli articoli 24, 25 e 26 dello Statuto Albertino. Nel 1938, nel corso del 1943, se ne scappò con la quota tra le gambe, lasciando lo Stato, la nazione senza uomini in mano ai nazisti che fecero qualche problema in Italia. E quindi il diritto a governare dei Savoia era cessato già nel 22. Sì. Quindi quando rinunciò cessò nel 38 con le leggi naziste e sicuramente si appalesò del tutto quando scappò ignominiosamente lasciando senza ordine lo Stato. Sì. Però non possiamo dimenticare il caos del dopoguerra tra il 19 e il 22. Col senno del poi, oggi è molto facile spiegare che quella fu una ascesa resistibile, che poteva essere ostacolata e che avrebbe potuto continuarsi, ma le responsabilità di quella ascesa che invece fu inarrestabile sono del re che non ha saputo frenarlo, ma sono anche delle opposizioni che arrivarono a quel caos divise. Il dopoguerra porta con sé il 17, la rivoluzione russa, e la sinistra italiana si spacca sul fare come in Russia e nel 21 a Livorno, e invece il povero papà di Piero Treves, Claudio Treves, che Mussolini chiamava Claudio Tremens perché era stato pacifista fino a Caporetto e quindi era stato il suo rivale. Sapete che ci fu anche un memorabile duello tra Claudio Treves e Mussolini, che se avesse avuto un esito diverso, cioè se Claudio fosse riuscito a infizzarlo, le cose sarebbero andate diversamente per Claudio Treves e anche per tanti altri. Il caos del primo dopoguerra è enorme e spiega anche perché persone in buona fede, che dopo il delitto Matteotti capiranno subito, ma questo nel 24, prima del 24, anche molti intellettuali illuminati, penso soprattutto a Croce, ma penso a tanti altri, non compresero che quella sarebbe stata la strada. E quindi oggi c'è tutto un fiorire di libri e di ricerche, perché tra il 20 e il 21 si giocano, il 22 si giocano le sorti di tutta la nostra storia, però le responsabilità di quell'ascesa sono di tanti, naturalmente anche della crisi della guerra, di come l'Italia era finita in quella guerra, dopo aver per molto tempo manifestato disinteresse. Tra un anno dopo il paese si divide tra interventisti nazionalisti, democratici,
pacifisti, Giolitti era contrario, la Chiesa era contraria, e si arriva al dopoguerra con le speranze di una vittoria non soddisfacente, su cui naturalmente Mussolini ha buon gioco a fare leva, ma nell'impresa di Fiume, di D'Annunzio, gli ebrei non furono affatto pochi. Anche se si scorre la lista dei fiumani, si vede che anche loro diedero il loro contributo. Questo per dire che non dobbiamo dimenticare il caos che precede. Dopo il delitto Matteotti e le leggi del 25, tutto si fa chiaro, ma nel caos, nella crisi economica, soprattutto nella Bassa Padana, dove scoppia una guerra civile. Nel 1943 i partigiani, i fascisti e i repubblichini si ammazzano dopo l'8 settembre e abbiamo i testi. E quelle battaglie sono la prosecuzione delle battaglie che c'erano state nel 20 e il 21. I figli di quelli che si scannavano a Reggio Emilia, nella bassa modenese, dopo 20 anni di dittatura, covata sotto la cenere, quelle cose riesplodono. È una pagina tragica. E purtroppo dobbiamo, però, anche qui per amor del vero, per non indulgere a ricostruzioni di parte, non nascondere la difficoltà che venne da una sinistra che per la prima volta in una lunga serie di divisioni che verranno poi per tutto il Novecento si divise e si può ben capire perché al pari di Mussolini facesse paura anche Lenin, facesse paura anche l'estensione della rivoluzione bolscevica anche nel nostro paese. C'erano fondati timori, c'era un partito che sorgeva su questo, che faceva suo lo slogan qui come a Mosca. E questo è un elemento di cui non possiamo non tenere conto. Certo che poi dopo le cose mutano e naturalmente la strada, il re fa tutto, asseconda in tutto e per tutto Mussolini, lo farà sempre, salvo anche qui, sempre per amor del vero, ricordare che la congiura di palazzo che butta fuori Mussolini è una congiura di palazzo interna al regime, di cui il re era a conoscenza. Il fascismo non cade perché gli italiani vanno a Piazza Venezia a prendere Mussolini e lo mettono a testa in giù, ci vogliono 2 anni perché questo accada. Il fascismo cade per un colpo di Stato nato dentro un palazzo, dentro la sala di un palazzo, per una congiura interna al partito. E poi è una storia intricata, quella del fascismo è un male che è durato per più di 20 anni, che ha contagiato la società italiana a tutti i suoi livelli. Noi per molto tempo abbiamo pensato che il fascismo fosse soltanto Salò e il 43-45. I nostri padri, i nostri nonni hanno fatto un lungo viaggio dentro il fascismo e noi non abbiamo nessun diritto, se abbiamo qualche nonno, ogni tanto salta fuori qualcuno che si scopre adesso, la giornalista, come si chiama? Brava, la Marzano, secondo i 300 pagine dicendo ho scoperto che mio nonno era fascista. E si sparge il capo di cenere come se fosse la scoperta di una cosa che è ovvia. Il fascismo è un capitolo della storia d'Italia, dobbiamo accettarlo, non per capirlo, per evitare che ritorni sotto nuove vesti, ma non collocarlo fuori dalla storia come qualcosa di demoniaco. È un prodotto della storia d'Italia. Gobetti diceva bene, la rivelazione non è stata una rivoluzione, è stata la rivelazione dei mali antichi che precedono la presa del potere di Mussolini e, ahimè, lì sopravvivono, perché Mussolini non ha risolto i problemi di fondo che esistevano prima che prendesse il potere e ce li ha lasciati in eredità tagli e quadri, divario tra nord e sud, tra città e campagna, i problemi della magistratura, l'ordine sociale, tutte queste cose non sono mali antichi. Di questo male dobbiamo con pazienza cercare di fare i conti. A me non piace la frase fare i conti col fascismo, come se fosse che noi siamo
dei giudici che dobbiamo emettere delle sentenze contro chi si è macchiato di questo. Il giuramento, si dice, il giuramento del 31 dei professori universitari, dei professori di liceo, sono stati pochi, pochissimi, si contano sulle dita di una mano i professori universitari. Noi abbiamo diritto, facendo i conti con il fascismo, di emettere sentenza contro un padre di famiglia che aveva 2 bambini, moglie a carico e viveva dello stipendio di insegnante delle scuole superiori. Abbiamo diritto di emettere una sentenza di condanna perché il 31 va nella sede del partito fascista e prende la tessera? Che diritto abbiamo? Che cosa faremmo noi? Io mi chiedo sempre che cosa avrei fatto io se mi fossi trovato in quel frangente a dover scegliere. Se ero ricco, se avevo la possibilità di andare in esilio come fa Levi della Vita, se ero molto anziano come Francesco Ruffini. Loro stessi, Leone Ginsburg, che era un semplice incaricato, non era neanche un professore universitario, ha scritto un articolo nobilissimo, dicendo: io guardo con pietà e con comprensione quelli che abbassano la testa e cedono, per necessità, per necessità. Altra cosa è naturalmente quelli che non capiscono le cose dopo la dichiarazione dell'impero, e peggio ancora soprattutto il vero spartiacque quando qualcuno non reagisce di fronte alle leggi razziali. Quando ti sparisce il compagno di banco, quando non vedi più l'insegnante a cui eri affezionato, gli occhi potevi aprirli, c'era modo di aprirli. Prima non era così facile, prima non era così, anche perché vedevi che le oscillazioni in politica erano tali per cui gli ebrei trovavano molti loro rappresentanti negli alti vertici della Marina, qualcuno anche nei ministeri. Era molto facile, quindi fare i conti col fascismo non vuole dire essere storici giudici. Anche lì distinguiamo i mestieri. Il giudice fa il suo mestiere, storico come politico, 3 mestieri diversi. Non cambia molto se mettiamo delle sentenze di condanna, cambia molto se facciamo delle ricostruzioni precise dei fatti e teniamo conto soprattutto dei diversi fattori. La storia non è mai unidimensionale, è sempre fatta di zone grigie, di zone d'ombra, che sta a noi indagare con giudizio, non con severità e tanto meno con moralismo, no? Il moralismo del senno del poeta. Io volevo chiedere, lei diceva che adesso teme il pendolo che tornerà indietro o andrà avanti, insomma, la ricaduta del pendolo, ma cosa può temere un ebreo? Cioè, dopo tutto quello che c'è stato, dopo la consapevolezza che abbiamo avuto, dopo cosa può veramente succedere ancora? Io non sono, anche qui esprimo opinioni, parlo a nome mio. Io non credo in buona sostanza che oggi vi sia in Italia, che l'antisemitismo in Italia sia un dramma paragonabile ad altre forme di intolleranza più gravi che sono davanti ai nostri occhi. In Francia è diverso, in Francia è molto diverso. Nelle periferie delle grandi, per ragioni che non riguardano soltanto l'antisemitismo, ma riguardano quello che dicevo prima, le crisi medio orientali. Perché dai paesi arabi, dopo il 67, dai paesi arabi di lingua francese, sono stati cacciati e sono andati ad abitare nelle banlieue di grandi città francesi degli ebrei cacciati da Gheddafi, dall'Algeria, dal Marocco, e sono venuti ad abitare in zone in quartieri dove la coabitazione rendeva simile le zone occupate e i territori, un'intifada che giocava, come dire, in campo straniero, all'estero. E questo ha alimentato larghi strati della storia francese attuale un dramma sociale. Questo per la Francia è sicuro. In Italia, secondo me, le cose vanno diversamente. Esistono drammatiche, visibili, basta girare in rete per vedere. Non oso pensare che cosa può arrivare che cosa arriverà nei siti, nei social contro Liliana Segre, contro Gatlerner, contro... Ma c'è di tutto. minoritarie. Però questo
non pone l'ebraismo, secondo me, in questo momento preciso, tra i bersagli di prima linea di altri odi etnici, razziali molto più vistosi, che chi insegna nel mondo della scuola sa, nelle classi multietniche, ma dovunque, nella società civile, nelle strade. Il pendolo. La mia paura è che le situazioni politiche, i contesti politici producano delle inversioni sul piano della memoria soprattutto, del ricordo, più che della storia. E cioè, se è vero che è caduto il muro di Berlino negli ultimi del secolo passato, c'è stata questa esplosione di interessi in funzione di una lotta politica contingente, nulla di nuovo sotto il sole. Oggi la Meloni il 16 ottobre ha fatto le dichiarazioni che avete visto 3 giorni fa, Fini ha fatto la svolta di Fiuggi, e anche lì è un già visto. Però, essendo oggi dentro un contesto internazionale così drammatico, con una guerra nel cuore dell'Europa, con una crisi economica di queste dimensioni, è chiaro che le politiche della memoria facilmente possono di nuovo sbandare e quindi ritornare anche per ragioni legate alla politica internazionale. Io non ho insistito sulle divaricazioni che ci sono state tra le politiche della memoria rispetto al 1938 e le politiche della memoria rispetto allo Stato di Israele. Qui le carte si mescolano, perché uno dice io non ho niente contro gli ebrei perché sono amico di Israele, io sono amico di Israele ma sono contrario alle leggi razziali. O quotidiani, questi esercizi si vedeva moltissimo nelle pagine culturali delle rassegne di libri dei maggiori quotidiani. Se c'era un libro sulle leggi razziali recensito, di fianco c'era sempre un libro recensito sulla lotta medio orientale o a favore dei palestinesi, o viceversa. Una parte invece molto strana, no? Che accontentava un po' tutti, ma con un salomonico un po' cinico sovrapporsi di temi molto diversi tra loro. E sulle politiche della memoria, secondo me, che dobbiamo vigilare molto, anche sugli effetti collaterali di un troppo Shoah, di una mano troppo calcata su questo mese della memoria così ossessivo. Tutto bello, però gli effetti collaterali si misurano con queste cose viscerali. Cioè il pregiudizio anti-ebraico è così antico perché gioca sulle corde viscerali più profonde di noi. Quando c'è la crisi, il professore di filosofia a Torino, che oggi è molto anziano, Gianni Vattimo, che è stato un grande filosofo, diceva sempre a lezione, quando parlava di filosofia, bisogna sempre giudicare e prendere posizione tenendo presente se chi formula un giudizio ha la pancia piena e i piedi all'asciutto, perché se noi, quando non si ha la pancia piena e i piedi all'asciutto, i nostri giudizi possono cambiare. Anche una persona assennata e colta vede le cose come le crisi economiche, le crisi politiche, se portano carestia, pandemia, la storia sa che finiscono sempre col far riemergere questi aspetti viscerali del nostro passato che non sono svaniti del tutto. Posso Sì. Secondo me molto spesso anche non si fa chiarezza sulla diversità tra Israele, la sua politica e gli impegni despotici e la religione di fatto, no? Per cui questo antisemitismo può essere anche sollevato dal fatto che i palestinesi vivono in una certa situazione, il muro e così via, ecco, forse, no? Anche questo può essere una delle spiegazioni dell'antisemitismo. Molto spesso la gente non sa dividere lo Stato di Israele
condivido per esempio la politica dello Stato di Israele, no? Perché non è, dovrebbe aprirsi, dovrebbero fare questo famoso due stati, eccetera, eccetera, insomma. Però i pacifisti anche lì in Israele sono in minoranza. Giusto, ma i due problemi non sono così distanti. Io per tanti anni ho fatto interventi nelle scuole sulla Shoah, sulle leggi razziali, sulle cose che vi ho detto stasera. Ho sempre vissuto con molto disagio quello che accadeva con gli studenti l'ultimo minuto prima che suonasse il campanello. Bella lezione sul 38, belle testimonianze del sopravvissuto dei lager. Professore, è Israele, i palestinesi, Dream suona il campanello. E tutti a casa, tutti a scuola, tutti a fare il compito in classe. E quella è una situazione insostenibile. Quello è un altro problema. Cioè, no, è vero che sono due terreni distinti, però allora facciamo dei bei percorsi che in qualche modo spiegano perché sono distinti e perché anche sono collegati, perché non vi è dubbio che lo Stato di Israele nasce come conseguenza, è un problema dell'Europa, è chiaramente un problema dell'Europa che è stato depositato nelle mani di un non incolpevole cultura araba, perché gli arabi sono stati vicini al nazionalsocialismo, però certamente non hanno avuto una responsabilità diretta nella Shoah come ha avuto l'Europa, un problema europeo. L'Europa si è disinteressata, ha trovato comodissimo delegare a quell'altra parte del bacino mediterraneo un problema che era tutto loro. Il povero Pannella diceva, la sua memoria si è ricordata con benedizione, diceva che l'Europa avrebbe dovuto, anni 60, anni 70, venne guardato come un matto, lo Stato di Israele e lo Stato palestinese che deve nascere devono entrare nella comunità europea, altro che la Turchia di Erdogan. Israele, sotto il patronaggio, il patrocinio dell'Europa, che ha generato quella fuga di sopravvissuti ai lager, e ha determinata la nascita dello Stato, anche se vi sono degli storici che dicono che lo Stato sarebbe nato lo stesso perché era già negli anni 30 qualcosa di più di un embrione, però certo il problema esiste. Tutto sta nel trovare un equilibrio, ma non anche qui calcare la mano e fare dei percorsi memoriali che appunto arrivano a quell'inconveniente tecnico che vi dicevo prima. Professore, le chiedo una cosa particolare sulle letture. Lei ha curato molto le edizioni italiane sui famosi libri. Io sono interessato al libro di Norman Sarno, Ebraismo, e per un neofito come me, glielo consiglio vivamente. E anche se temo sia oggi un po' improbabile, non sia fuori dall'anno, lo trova sul mercato. È una collana inglese bellissima dove storici e studiosi di grande valore si sono cimentati nello spiegare qualcosa di simile a quello che faceva Formigini, no? Con i profili. Sono stati assegnati a storici bravi il compito di fare in 100 pagine. Io faccio parte della biblioteca del Campo San Piero, quindi non collegamenti. Tutta la collana, non solo Solomon sull'ebraismo, ma anche il buddismo, l'islamismo, sono fatti benissimo. Per esempio, l'esistenza spiegata a mia figlia si trova in tutte le biblioteche dell'Alta Padrona. Meno male. Sono contento. Volevo fare una considerazione che lei mi ha un po' sollecitato prima. I problemi che Mussolini ha ereditato e che li ha anche pure lasciati. E ha anche citato alcuni problemi che ho sulle terre. Non sono gli stessi di oggi, però. Certo. Bene, allora la morale della favola, si può dire, che noi ci portiamo a fare stasera, qual è? Cioè, il punto di domanda è potente questo. È molto grave, e anche queste cose dipendono, anche qua ci dipendono. Il problema è che, secondo me, il dubbio, non dico una cosa mia, faccio mio il giudizio di un grande antifascista gaetano, Cesare Delfini, che disse meglio di quanto io non abbia fatto stasera questo problema dei mali antichi.
lui ha scritto un saggio con un bel punto di domanda che si intitola "Fu l'Italia liberale una democrazia in cammino?" Punto di domanda. Prima del fascismo che lo cacciò dall'università. La sua risposta è che era una democrazia in cammino, ma che aveva dei punti deboli che erano quelli che citava e tanti altri ancora. Io aggiungerei anche a quelli che lui elenca la libertà, una non compresa libertà religiosa, che tuteli i credenti, ma tuteli anche i non credenti. Da quanti anni si favoleggia di una legge unitaria? Il figlio dello grande storico valdese Giorgio Spini, quando fu senatore del Partito Socialista Valdo Spini, depositò un progetto di legge unica che facesse una legge quadro, come si dice, sulla libertà religiosa, superando questa logica concordataria che è passata attraverso lo statuto, le intese, che tutelasse tutti in nome della libertà religiosa. E là in un cassetto che giace e chissà ancora per quanto tempo. Sono in ritardo. La risposta alla sua domanda è: oggi l'Italia è ancora una democrazia in cammino, ma molto lontana dall'essere una democrazia compiuta. Non basta il suffragio universale per rendere compiuto e liberale veramente uno Stato. Siamo circondati da paesi dove i tiranni hanno preso il potere attraverso delle elezioni a suffragio universale. Ma in Italia, in modo particolare, quello che sta accadendo, quello che abbiamo visto nella campagna elettorale, quello che stiamo vedendo oggi, quello che ahimè abbiamo visto, ma anche in passato e lo vedremo in futuro, è il disperato bisogno di accelerare questo cammino, di renderla compiuta questa democrazia. Siamo molto lontani dall'essere, moltissimo, anche se ci vantiamo di campagne elettorali liberissime, di televisioni dove tutti possono parlare e urlare, ma la concretezza dell'economia, delle leggi, del saper parlare, spero anche qui di non urtare sensibilità di nessuno. Uno può avere Draghi simpatico o antipatico, può dire che sia stato un pessimo primo ministro o un ottimo, non mi importa. Il modo di parlare di Draghi, lo stile, l'italiano di Draghi, la capacità di aderire le cose ai pensieri, le teorie ai fatti. Sbagliate, teorie sbagliate, possiamo essere liberi di dire che erano teorie sbagliate e fatti sbagliati, ma la concretezza del dire, io non la ricordo, l'ho vista nei libri di storia quando leggevo pagine di De Gasperi, di Togliatti, andando indietro Quintino Sella, lo stesso Giolitti, cioè quella capacità, Einaudi, primo presidente della Repubblica, l'aderenza dei pensieri alle azioni, dalle teorie ai fatti. Quando una classe politica si scontrasse, fosse capace di elaborare un Parlamento dove opinioni diverse, contrarie o favorevoli a quelle, si scambiassero pacatamente cose, opinioni, leggi e le votassero o le bocciassero con la concretezza, l'Italia avrebbe fatto dei passi avanti e tutti quei problemi che sono rimasti insoluti e che il fascismo si è illuso di risolvere, si è riempito la bocca dicendo di averli risolti e non li ha risolti. E forse piano piano qualcuno, uno dopo l'altro, otterrebbero un risultato. Non vorrei che appunto ci lasciassimo con un segnale di amarezza, ma siamo molto lontani dall'avere una classe politica al governo, ma anche all'opposizione, capace di trasmettere pensieri e idee dove l'aderenza alle cose sia così concreta. Ed è un peccato che siano incolpati i tecnici. Un politico deve essere anche un bravo tecnico, deve sapere essere all'altezza di risolvere i problemi. E a me sembra che il povero Salvini, se oggi si affacciasse e guardasse
trasmissione televisiva, vedrebbe enormi passi indietro rispetto a quello che diceva. Concludo con questa frase di Salvemini che diceva, poi basta, chiudiamo la serata, per dare un esempio di questa concretezza. Quando torna in Italia Salvemini e si riprende l'insegnamento a Firenze che aveva dovuto lasciare in fretta e furia, a uno studente che gli chiede: professore, chi è secondo lei l'uomo colto, l'uomo intelligente, quello che prende tante lauree, quello che ha letto tanti libri? E Salvemini rispose: telegrafico. Io misuro l'intelligenza di una persona non dalla sua cultura, non dai suoi libri, ma dalla rapidità con cui pronuncia questa frase. Io mi sono sbagliato. Le persone più intelligenti riconoscono il proprio errore 20 secondi, un minuto dopo aver commesso quell'errore. Qualcuno ci mette 3 giorni, qualcuno ci mette 1 settimana, qualcuno non lo fa mai. Col fascismo è successo così. Qualcuno era stato fascista fino al 7 settembre, però capisce, dice: mi sono sbagliato. Qualcuno lo dice nel 44, va bene lo stesso, meglio tardi che mai. È sempre meglio di chi lo dirà solo il 24 di aprile perché aveva capito come andavano le cose, o tanto meglio, o tanto peggio il 26. Ma quella frase, quella rapidità che un politico dovrebbe saper dimostrare, anche uno storico, se bravo, mi sono sbagliato. E quindi riconoscere la parte di errore sua, ma riconoscere anche la parte di verità che sta nella parte che ti è avversa. E così solo, secondo me, la democrazia si radica in una società. Siamo molto lontani. La Costituzione nostra, come la conosciamo, è adeguata a questo processo di democrazia in cammino. Lei mi vuole portare... Sì, la Costituzione è l'opera di uomini, e quindi gli uomini non producono mai nulla di eterno. Credo sia sbagliato porla sul piedistallo e farne una forma di oggetto sacro. Le consiglio un libretto che un grande giurista, Arturo Carlo Jemolo, ha scritto, l'ha ripubblicato a Donzelli, si intitola Che cos'è la Costituzione? C'è una bella postfazione di Zagrebelsky che invece difende molto la sacralità. E Jemolo del 48-49 dice: ma c'è anche un tono un po' retorico, dice questa cosa della salute, come se la tutela della salute, allora mi sento il raffreddore, mi posso appellare, cioè, c'è tutta una parte anche retorica, linguistica, si può fare dell'ironia, essendo un'opera se in buona fede, naturalmente. Ci sono dei principi che non si possono toccare, il resto si può trasformare, migliorare, perché la classe politica che lo trasforma, che è chiamata a trasformare, la risponde a quei requisiti che dicevano sopra. Se non è così, era quello il punto. Allora, grazie. Interessante anche questa tematica delle terapie, come funzionavano in quei momenti. Cioè, penso che sembra un tema un po' diverso, però evidentemente anche lì c'è molti temi che portavano. Si ricorda Hollywood, e voleva anche lui che ha lavorato molto per fare questa teoria. Che linea è questa che passa? Lo stile. Non credo che abbia mai portato persone alla Camera Gas, però insomma. Bene, grazie mille a tutti.